me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Eyob Faniel è il re della 28ª Corri Treviso Trofeo Latte Busche. Arriva dall'Eritrea, ma è italianissimo perché dal 2004 risiede nel Bassanese e qualche settimana fa ha debuttato in azzurro nella Coppa Europa dei 10.000 metri. Faniel è un talento avviato sulla strada dalla maratona, terzo a Firenze lo scorso anno, ma alla Corri Treviso ha dato spettacolo anche sui 10 km all'interno delle mura cittadine. 2 giri di lancio con le stelle di casa Paolo Zanatta e Simone Gobbo, poi Faniel ha allungato la sua falcata leggera. Gobbo è stato il primo a cedere, poi si è arreso anche Zanatta che alla fine, in sofferenza per il caldo, è stato bravo a respingere il tentativo di rimonta di Mohamed Ciucrati. Faniel ha chiuso in 29,24, poi Gobbo in 29,55 e Zanatta in 30,26. È stata una gara veramente bella, tanto pubblico e dove mi sono divertito tanto, però visto che c'era abbastanza caldo sono partito tranquillo e quindi poi ho provato a staccare un po' gli avversari. E la gara è stata molto bella. Sono venuto a Treviso perché posso dire di essere a casa visto che sono di Bassano e quindi sono venuto a correre, a divertirmi come tutti gli altri. Guarda, la mia stagione, penso che la prima parte di stagione è finita oggi, finisce oggi e sono contento dei risultati di questo mezz'anno e quindi vediamo, adesso stacco per una settimana e mezza e poi ricomincio andando in altura a Livigno, poi a Sester per preparare una maratona. Ed ecco le parole al traguardo del secondo e terzo i trevigiani Simone Gobbo e Paolo Zanatta. Anche l'anno scorso c'erano queste temperature, quindi sono partito un po' prevenuto, ho cercato di non esagerare i primi giri perché poi sapevo che l'avrei pagato e quindi ho corso un ritmo costante. Ci troviamo qui alla Corri Treviso, 28ª edizione, quante ne hai fatte tu? Guarda, ho perso il conto, so solo che ho vinto 2 volte, qualche volta sono arrivato secondo e credo sia la prima volta che arrivo terzo, quindi sono abbastanza contento. Quando arrivo sul podio qui nella mia Treviso posso solo che essere soddisfatto. Da un azzurro a un'azzurra, Sara Dossena ha rispettato i pronostici dominando la gara femminile. Pronti via e la 32enne bergamasca, residente nel Varesotto, ha subito preso il largo. Al primo passaggio in Piazza dei Signori aveva già un vantaggio di 10 secondi su Federica Dallery e di 34 su Maurizia Cunico. Poi il margine è aumentato. Sara ha chiuso in 33,05 con 47 secondi di vantaggio su Dallery e 3 minuti e 17 su Cunico. È andata sicuramente molto bene, diciamo che è stata una gara impegnativa sia per il percorso che per il caldo, però il percorso era uguale per tutti e il caldo c'era per tutti. Quindi sono contenta. È una gara molto, molto bella, con un tifo incredibile e particolare perché proprio attraversi tutto il centro, quindi mi è piaciuta molto, ritornerò sicuramente. Per me era l'esordio, qui a Treviso non ci avevo mai corso, devo dire una gara molto impegnativa sia per il fondo che proprio per i continui cambi di ritmo e i saliscendi che ci sono durante tutti i 2,5 km. Ho provato a tenere il ritmo di Sara Dossena il primo giro, poi ho capito che per me era troppo forte, quindi ho corso sostanzialmente sul mio passo per il resto della gara. Devo dire che l'incontrare gli amatori sul percorso dopo un paio di giri mi ha aiutata comunque a non mollare, anzi erano di continuo sprono per arrivare in fondo il prima possibile. Corri Treviso si pone tra le prime 10 km su strada in regione, perché 600-700 partecipanti è un bel numero e quindi sicuramente ci dà grande soddisfazione. Era nata così per scherzo perché a Treviso non c'era una pista d'atletica e ha detto facciamo qualcosa in città e siamo arrivati a 28 ragazzi, questa è la storia. Al Running Team Mestre il primo posto nella classifica di società, basata sul numero degli iscritti. In palio una splendida bici Pinarello. In apertura, tradizionale sipario giovanile con la Corri Treviso Kids che ha assegnato a Treviso Atletica per il 4º anno consecutivo il trofeo Latte Busche. È quasi un ventennio che siamo con Corri Treviso in questa cornice meravigliosa e devo dire una manifestazione veramente molto ben gestita, quindi complimenti a tutta l'organizzazione. Noi che siamo convinti del binomio sport e corretta alimentazione
abbiamo un motivo in più per essere qui, ma è anche il modo di Latebusche di essere vicino allo sport negli eventi di piazza che coinvolgono molte persone, essere vicini agli eventi dove ci sono le famiglie, dove c'è lo sport dei giovani, ma anche dove c'è della sana competizione, e per questo è bello vedere tanti atleti che si misurano in allegria questa sera. Grandi applausi in una serata molto calda per una Corri Treviso avviata di gran carriera al 30° compleanno. 28 anni che si fa questa meravigliosa manifestazione, è una gara stupenda, spero che per altri 28 si faccia in questo posto, una cornice meravigliosa, e questa gara rende ancora più bella la nostra città. Rappresenta un punto fisso per tutta l'atletica trevisana, per il movimento dell'atletica, ma anche per tantissimi master che vedono questo evento come la cartina di tornasole per le maratone di fine anno. Nos vamos pegando poquito a poquito. Sin que olvides tu apellido. Despacito.